Eder. Mac Pallister. Non andrò al secondo funerale perché temo che ci siano telecamere e curiosi mentre questo momento dovrebbe restare riservato. A mio avviso, in questa vicenda ci sono ancora troppe cose da analizzare e da capire, troppe stranezze che non mi permettono di considerarla chiarita. Penso per esempio all'abrasione rilevata sul petto di Liliana. Secondo me è un dettaglio importante, compatibile con uno strattonamento, con i vestiti che sfregano sulla pelle. Continuo a pensare che non ci fosse un progetto per ucciderla, ma che tutto possa essere degenerato durante una discussione con violenza fisica fino alla sua morte. Anche perché Liliana era molto esile. Trovo che tutta l'esposizione mediatica che si è creata attorno a lei sia stata una mancanza di rispetto enorme, perché Liliana era l'opposto di tutto questo. Una persona discreta, che non cercava l'attenzione e a cui non importava stare al centro della scena. Sento parlare molto delle perizie sui coltelli, ma faccio fatica a credere che si possa ricavare davvero molto da lame affilate e riaffilate tante volte. Per come la vedo io, al momento gli elementi più forti sembrano quelli che collocano lui altrove la mattina del 14 dicembre 2021. Su una cosa invece, ritengo convincente la consulenza che indica proprio quel giorno come data della morte. Non credo affatto invece che il corpo sia rimasto per 3 settimane nel parco dell'ex manicomio. Prima di Natale avevo scritto su Facebook che sarei andato a cercare Liliana nella zona della chiesetta abbandonata, e così ho fatto davvero. Quando poi il 5 gennaio il corpo è stato trovato a poca distanza da dove l'avevo cercata, per me quella coincidenza non può essere considerata casuale. Quello che mi resta oggi è soprattutto la rabbia. Nella vita si affrontano lutti di ogni genere e si può anche accettare una morte dovuta a malattia o ad altre cause, ma non si può accettare tutto questo clima di incertezza, di nebbia e di sospetti. È questo che fa male davvero. E non riesco neppure ad accettare che all'inizio si sia voluto far passare tutto come un suicidio. Amici, sul caso di Liliana Resinovic ci stiamo avvicinando a un altro momento delicatissimo, perché il secondo funerale non arriva come un punto fermo, ma come l'ennesima tappa dolorosa di una vicenda che continua a restare sospesa tra interrogativi, tensioni e ricerca di verità. Le spoglie di Liliana sono tornate a Trieste da Milano e per martedì 21 aprile 2026 alle 12:30 è previsto l'ultimo saluto al cimitero di Sant'Anna. Nelle intenzioni della famiglia, e in particolare del fratello Sergio, la cerimonia dovrebbe svolgersi in forma riservata. Eppure proprio intorno a questo passaggio, che in qualunque altra storia dovrebbe rappresentare almeno un momento di raccoglimento, riaffiora tutto il peso di un caso che non si è mai davvero chiuso dentro una spiegazione condivisa. Perché qui non siamo davanti a una ferita che si è rimarginata. Siamo davanti a una vicenda che continua a dividere, a generare interpretazioni opposte, a riaccendere dubbi ogni volta che spunta un dettaglio, una rilettura tecnica, un elemento investigativo che rimette tutto in discussione. È anche per questo che il caso di Liliana continua a colpire l'opinione pubblica. Manca una narrazione lineare, restano zone d'ombra e il tempo non ha cancellato il senso di incompiutezza. In questo quadro si inserisce la posizione di Fulvio Covalero, amico di gioventù di Liliana, di non partecipare al funerale. La sua decisione nasce da un'idea molto precisa di ciò che teme di vedere. Telecamere, curiosi, attenzione esterna, insomma tutto quello che rischia di trasformare anche l'ultimo saluto in qualcosa di esposto. Ed è proprio qui che emerge uno dei punti più forti della sua lettura umana del caso. Secondo lui, la dimensione mediatica che si è creata attorno alla morte di Liliana rappresenta quasi il contrario di ciò che lei era in vita. Una donna discreta, riservata, lontana dalla centralità pubblica e da qualsiasi bisogno di mettersi sotto i riflettori. Ma il cuore delle sue parole sta soprattutto nei dubbi investigativi.
Covalero sostiene che ci siano ancora troppe cose da analizzare e da capire, troppe stranezze, e richiama l'attenzione su un punto che, a suo dire, col tempo sarebbe finito troppo ai margini: l'abrasione rilevata sul petto di Liliana. Nella sua interpretazione, quel segno andrebbe letto come compatibile con uno strattonamento, con un contatto violento in cui i vestiti avrebbero sfregato sulla pelle. È uno di quei dettagli che, nella sua visione, non dovrebbero essere lasciati sullo sfondo, perché potrebbero avere un peso nella ricostruzione complessiva di quanto accaduto. Covalero resta inoltre ancorato a una convinzione che dice di avere fin dall'inizio: l'idea di una lite finita male. Nella sua lettura, Liliana non sarebbe stata vittima di un omicidio premeditato in senso stretto, ma di una discussione degenerata, di una violenza esplosa fino a provocarne la morte. Sottolinea anche la sua fragilità fisica, il fatto che fosse una donna molto esile, e inserisce questo elemento dentro la propria ipotesi ricostruttiva. È importante precisarlo con chiarezza: si tratta della sua opinione personale, non di una verità giudiziaria accertata, ma è una posizione che lui ribadisce in modo netto. Altro passaggio significativo riguarda l'inchiesta per omicidio, che oggi vede indagato il marito Sebastiano Visintin. Su questo fronte Covalero esprime scetticismo rispetto alla centralità attribuita alle analisi sui coltelli, osservando in sostanza che, su lame affilate e riaffilate molte volte, lui fatica a immaginare quanto si possa davvero ricavare. Nello stesso tempo richiama il tema degli elementi che, al momento, vengono considerati a favore della collocazione altrove del marito la mattina del 14 dicembre 2021, cioè la data che la consulenza di Cristina Cattaneo indica con altissima probabilità come giorno della morte di Liliana. Covalero, su questo punto, ritiene convincente la collocazione temporale del decesso al 14 dicembre, mentre giudica non credibile l'ipotesi che il corpo sia rimasto per 3 settimane nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, dove poi venne ritrovato. Ed è qui che entra in scena uno degli aspetti più forti e anche più impressionanti del suo racconto personale: il fatto di aver cercato Liliana proprio in quella zona. Covalero ricorda di aver scritto prima di Natale sui social che sarebbe andato a cercarla nei pressi della chiesetta abbandonata, e racconta di averlo fatto davvero. Quando poi, il 5 gennaio 2022, il corpo è stato trovato a una distanza di circa 500 metri da dove lui dice di aver cercato, questa coincidenza per lui non può essere casuale. È uno dei passaggi in cui si avverte più chiaramente la sua amarezza, perché in quella vicinanza tra il punto da lui battuto e il luogo del ritrovamento vede qualcosa che continua a non tornargli. Sul piano più generale, il caso continua a rimanere aperto anche nell'immaginario collettivo, proprio perché ogni tassello sembra generare un'altra domanda. La scomparsa di Liliana nel dicembre 2021, il ritrovamento del corpo settimane dopo in un'area verde di Trieste, il susseguirsi di perizie, consulenze, interpretazioni opposte e nuovi approfondimenti hanno costruito negli anni una vicenda in cui il dato tecnico e quello emotivo si sono intrecciati in modo quasi inseparabile. Da una parte ci sono gli accertamenti scientifici e le future mosse di magistrati e investigatori, considerate ancora decisive. Dall'altra c'è la dimensione umana di familiari e persone vicine a Liliana, che continuano a chiedere chiarezza e una verità piena su ciò che è successo davvero. E infatti, se c'è una parola che sintetizza meglio di tutte il sentimento espresso da Covalero, quella parola è rabbia. Rabbia perché un lutto, per quanto devastante, si può anche accettare quando ha contorni chiari. Quello che per lui è insopportabile è invece il permanere di un'area grigia fatta di sospetti, incertezze, nebbia, ricostruzioni contrastanti. Dentro questa rabbia c'è anche il rifiuto dell'ipotesi suicidaria affacciata all'inizio, che lui considera del tutto incompatibile con il quadro che si era delineato. In sostanza, il messaggio che arriva dalle sue parole è questo: il secondo funerale può segnare un passaggio umano e simbolico importante, ma non chiude affatto il bisogno di capire. Anzi, rende ancora più evidente quanto questa storia, dopo anni, continui a chiedere una risposta definitiva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.